Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Va ora in onda Pop Economia Rumore. A te la linea, Alessandra. Grazie delle linee a Sveva, martedì 1 aprile, è un piacere cominciare il mese di aprile con voi e la Svalutation, quella che abbiamo mandato prima della nostra sigla Pop Economia ai microfoni di Radio Libertà, firmata Adriano Celentano, molleggiato nazionale. La Svalutation non è un pesce di aprile, pensate, un pezzo datato 1976 e attualissimo. Canta così in molleggiato, l'avrete ascoltato: il salario di un mese, con il salario di un mese ci compri un solo caffè, quando va bene. E già perché i dati Eurostat, quelli di qualche giorno fa, sono davvero poco clementi. I salari reali nel paese, il nostro, l'Italia, quello più caro per le bollette, il più caro d'Europa, i salari reali sono i più bassi nel G20 e la paga media è sotto la media UE, mentre le bollette che fanno? Sono la nostra croce, mai delizia, meno male, vedo qui che c'è l'occupazione che è in crescita, un dato positivo, l'Istat dice che l'occupazione sale a febbraio al 63%, ma dicevo le bollette, quanto ci costano queste bollette e quando e quanto si sgonfieranno? Ne parliamo subito con il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele, che credo abbiamo già in linea diretta telefonica oggi. Buon pomeriggio, salve. Buon pomeriggio, presidente Gabriele. Mentre ho dimenticato di dire una cosa che approfondiremo tra pochissimo con il giornalista della Verità e di Panorama Nino Sulzeri, il mondo è col fiato sospeso perché domani Donald Trump annuncerà i nuovi dazi. Caro presidente Gabriele, come la mettiamo con queste bollette? Quando si sgonfieranno? Perché tra le tante brutte e cattive notizie vorrei cominciare con lei con una buona notizia, cioè c'è un bonus di 200 euro e questo bonus come si ottiene, chi lo può ottenere, come si può richiedere, poi veniamo a tutto il resto. Beh, dottoressa, intanto è più bonus a saperlo, nel senso che questo bonus, che consiste in un incentivo che il governo ha voluto elargire per i prossimi 3 mesi, quindi a partire in realtà proprio esattamente da oggi, e per una volta non è un pesce d'aprile il fatto che vengono dati dei soldi ai consumatori, sono 200 euro. A chi andranno questi 200 euro? A tutti coloro che avranno fatto una dichiarazione sostitutiva unica, ovvero il documento che anticipa il famoso ISEE, l'indicatore sostitutivo economico. Per coloro che raggiungono 9.530 euro è automatico. Per coloro invece che raggiungono i 25.000 euro di ISEE andrà fatta appunto questa dichiarazione sostitutiva unica. Insomma, aggiungiamo 200 euro nella disponibilità, nella cassa delle famiglie. Potrebbero essere poche, potrebbero essere tante, non so, questo dipende dalle tante situazioni che le famiglie italiane si trovano a affrontare tutti i giorni. Qualcosina comunque c'è. Qualcosina c'è, e siccome la battuta lei l'ha fatta, io la ripeto, è bonus sia a sapersi e è buono a sapere tante altre cose, tante notizie. Collegatevi con noi su radiolibertà.net, sulla TV 252 del digitale terrestre e su tutti i device, pagina Facebook, ora sta andando la diretta. Luigi Gabriele, è caccia anche allo sconto con il caro bolletta, cioè molti cambiano fornitore, pare oltre il 20%, ce lo dice proprio un'indagine di Consumerismo. Cosa può dirci al riguardo? Che i consumatori italiani oggettivamente con l'avvento del libero mercato si trovano a dover fare il conto con qualcosa che prima non conoscevano, che è il cambio del fornitore. Mentre prima potevamo stare sereni in qualche modo che le cose non sarebbero cambiate, perché per fare gli acquisti per conto nostro ci pensava un'azienda dello Stato che si chiama acquirente unico, ed è per questo che il mercato veniva definito tutelato. Oggi invece i consumatori possono tutelarsi solo se riescono a trovare la cosiddetta offerta migliore. In tutto questo marasma, in tutti questi 800 fornitori esistenti sul mercato, dovrebbe essere qualcosa di facile. In realtà facile non è, ma nello stesso tempo dobbiamo dire ai cittadini di star sereni
che mai nessuno ci staccherà l'energia elettrica se vogliamo cambiare fornitore, oppure mai nessuno si permetterà di disattivare il contatore tra il cambio da un operatore all'altro, come succede un po' con la linea telefonica quando decidiamo di cambiare il nostro operatore perché ne abbiamo trovato uno magari più economico. Lo stesso avviene per le forniture di luce e di gas. Certo è che i consumatori devono sapere che non tutto è perduto. Tra il mercato libero e il mercato tutelato esiste sempre una fornitura terza che si chiama servizio di salvaguardia, ovvero è quel servizio a cui possono ricorrere tutti coloro che magari hanno oltre i 75 anni, oppure già Quindi le godono. categorie più fragili, quelle che tante volte qui abbiamo ascoltato e alle quali noi ci rivolgiamo in primis, è così? Si chiamano i vulnerabili, sarebbero tutti quei cittadini che hanno una vulnerabilità di natura economica, di natura sociale o per anagrafica. Nel E senso, quindi una fragilità in questo senso. esatto, e questi hanno un grande vantaggio perché questo servizio, che ricordiamo può essere richiesto soltanto fino al 30 giugno del 2025 e durerà fino al 31 maggio del 2027, riservato a queste categorie vulnerabili, è un servizio che ci permette intanto di abbattere completamente i costi di commercializzazione. Quali sono i costi di commercializzazione? Un po' quel abbonamento fisso che ogni mese un fornitore di luce e di gas ci chiede solo perché abbiamo il contratto con loro. Sembrano pochi soldi, ma in realtà per molti fornitori arriva fino a 25 euro mese, che all'anno sono un bel po' di soldi, possono essere anche 300 euro. Bene, questi soldi noi con questo servizio non li paghiamo, in più si torna al vecchio concetto di tutela, ad acquistare energia elettrica e gas per conto nostro, sebbene fornita da un fornitore di questo tipo, ovvero riconosciuto dallo Stato perché ha partecipato a un'asta, sarà direttamente l'autorità di settore che stabilirà quali sono le condizioni di prezzo. Benissimo, preziosissima informazione. Vogliamo ripetere i termini temporali fino al 30 giugno, ci diceva? Si può aderire soltanto coloro che sono cosiddetti vulnerabili, possono aderire facendo questa semplice richiesta fino al 30 giugno e il servizio durerà fino al 31 marzo del 2027. Fino al 31 marzo, perfetto, dati chiari e detti in maniera molto chiara. Poi c'è un'altra nota dolente della quale noi siamo tutti, nessuno escluso, io credo di poter dire vittime, il famoso telestalking. Diciamo basta truffe telefoniche e chiamate indesiderate, anche questa è una campagna di consumerismo, c'è addirittura una petizione che viaggia. Vuole spiegarci un po' che cosa sta accadendo? Diciamo che in questi anni le abbiamo tentate veramente tutte per evitare che i consumatori italiani fossero tartassati, perché non esiste altro termine, da questo continuo, esagerato e spesso che supera qualsiasi tipo di legalità, anche perché l'acquisizione dei nostri numeri di telefono non viene fatta sempre alla luce del sole o in piena legalità, così come il modo in cui ci fanno una telefonata, spesso sentiamo quel leggero tono ingannevole di dirci che chiamano per conto di un'autorità, di un'associazione o dell'ente territoriale, anche questo è un inganno. Oppure infine, l'ultimo inganno, prospettarci che siccome che è stata cambiata la tariffa o deve essere sostituito il nostro contatore, allora arriva l'eroe di turno, guarda caso è proprio un operatore dell'energia elettrica e del gas che ci propone qualcosa che ci può aiutare a superare questo problema. Bene, questo si chiama telemarketing ingannevole, lo abbiamo ribattezzato telestalking perché lo stalking, come sanno i nostri amici, i consumatori che ci ascoltano da casa, è quando riceviamo continuamente delle telefonate che ci destano in qualche modo dei problemi, ci fanno sentire psicologicamente attaccati, ci creano malumore. Bene, questo rientra nella categoria che il diritto penale cataloga come stalking e quindi noi non potevamo non ribattezzare questo problema come telestalking. Cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di trovare una soluzione che a nostro avviso potrebbe essere quella che definitivamente risolve il problema. Qual è? È quella di togliere la validità dei cosiddetti contratti stipulati via telefono. Attenzione, questa non è una cosa che proponiamo così all'acqua di rose, lo ha già fatto un altro paese, lo sta facendo la Spagna con grandi risultati, è riuscita a ridurre drasticamente il fenomeno
sebbene noi abbiamo anche già tentato altre strade come quelle del cosiddetto registro nazionale, sarebbe il registro delle opposizioni. Non ha funzionato, potrà continuare a non funzionare proprio perché gli operatori che ingannano i cittadini non rispettano la legge e quindi di conseguenza non rispettano nemmeno il registro delle opposizioni. Quindi noi riteniamo che l'unico modo per far sì che questo problema non si verifichi più è eliminare all'origine, alla fonte, quello che conferisce validità al contratto, ovvero una telefonata non può dare avvio a un contratto. Riteniamo che Benissimo. alla telefonata debba seguire quello che succede in molti altri settori come l'assicurazione, il bancario, ovvero si riceve un vero e proprio contratto, si legge, si firma, si restituisce e da quel momento il contratto è valido. Benissimo, una telefonata, avete sentito bene cari amiche e amici, non può dare diritto ad un contratto. Con una telefonata non si può sancire un contratto. Attenti bene a questo. Allora, abbiamo capito in queste preziose informazioni che i 200 euro di bonus non sono un pesce d'aprile. Abbiamo capito che si può passare con facilità, ma con la giusta e corretta informazione che lei ci ha dato, ad un altro fornitore, quindi si può cambiare il fornitore. Abbiamo anche compreso, io credo, perché è stato molto chiaro, come si può reagire al telestalking, come ci si può tutelare. Quale altra informazione dobbiamo ancora avere per avere un quadro abbastanza completo su questa materia che ci sta facendo impazzire giorno dopo giorno? Guardi, in molti mi fungono questa domanda ogni giorno: come devo fare per risparmiare? La mia risposta da oggi in poi sarà sempre la stessa. Non possiamo più acquistare un prodotto, un servizio come quello della fornitura di luce e gas ad occhi chiusi e farlo in maniera individuale. Dobbiamo unirci. Quello che un tempo facevamo con le cooperative, lo abbiamo fatto in tanti settori merceologici, deve diventare la prassi anche per luce e gas. Quindi costituire dei gruppi di acquisto, ed è quello che noi di consumerismo insieme a WeGroup stiamo facendo, è proprio quello di fare in modo che i consumatori si riuniscano intorno a un unico gruppo, come facciamo un po' con i social network, che entriamo con dei gruppi di interesse quando abbiamo lo stesso interesse delle mamme, dei papà, degli artigiani e così via. Lo stesso dobbiamo fare anche come consumatori, perché uniti siamo più forti, da soli continueranno a raggirare la nostra volontà, ed è per questo che l'unico modo per risparmiare realmente, oltre che speriamo che diminuiscano all'origine i prezzi delle fonti energetiche, è anche quello di acquistare in maniera collettiva, perché l'acquisto collettivo, oltre a farci avere un prezzo più vantaggioso, potrà difenderci in maniera più forte, perché non saremo più da soli nel capire e comprendere cosa c'è stato contabilizzato in bolletta, quali sono le voci e anche come eventualmente dobbiamo difenderci davanti a un sopruso. Perfetto, uniti siamo più forti e con la giusta e corretta informazione maggiormente tutelati. Io la ringrazio per queste informazioni davvero molto preziose e la sentirò molto presto. Grazie a Luigi Gabriele, Grazie a lei. Consumerismo. Un saluto a tutti i nostri amici radioascoltatori. Grazie, a presto. E sono le 16:16 e credo sia venuto il momento di parlare di dazi e strazi, così come dico io scherzando, e di quello che sta succedendo e che succederà proprio domani, il giorno cosiddetto del giudizio. E quindi alle 16:17, per la precisione, anche il momento di Nino Sunseri, un amico carissimo di questa trasmissione, un preziosissimo giornalista economico della Verità e Panorama. Nino Sunseri, sei in linea telefonica? Sì, ciao Alessandra, come stai? Sono qui a tua disposizione e anche degli Grazie Nino, ascoltatori. sei importantissimo per noi, tu lo sai. E allora, Nino, domani, ho appena detto il giorno del giudizio, ha parlato Donald Trump, ha detto, domani è il giorno per me, per l'America della liberazione. E ha anche giurato, promesso di essere clementi con i fornitori commerciali, con i partner commerciali, per così dire. E quello che voglio chiederti, come dobbiamo interpretare correttamente questi dazi, tu ce lo puoi insegnare meglio di tutti, ne abbiamo parlato molte volte qui con te, e soprattutto ciò che mi ha colpito è quel che ha detto Madame Christine Lagarde della BCE, la presidente della BCE, e ha detto così: ma sapete che c'è? In fondo i dazi per noi possono anche essere positivi, cioè possiamo avvantaggiarcene noi europei. In che senso questo? E cosa c'è dietro queste parole di come dobbiamo interpretare queste parole di Christine Lagarde, Nino? Ciao, no, le parole sono semplici da interpretare, perché purtroppo il sogno, almeno per me, il sogno della globalizzazione si è
esaurito, si è infranto contro la realtà dei nazionalismi e dei sovranismi, e quindi ai dazi di Trump risponderemo, Europa e anche gli altri paesi, Cina, Corea del Sud, Giappone, con altri dazi. Quindi cosa significa? Che inizialmente, come tutti i cambiamenti, passare da un sistema di globalizzazione a un sistema un'altra volta di nazionalismi e di sovranismi, ovviamente comporterà dei terremoti, dei cambiamenti radicali, insomma, no? Dei cambiamenti radicali, appunto, però poi il sistema, come sempre, si aggiusterà e quindi inevitabilmente ci sarà inizialmente più inflazione, perché appunto, come tutti i cambiamenti, comporterà delle mutazioni genetiche, ma una volta che le mutazioni genetiche si saranno assestate, ci sarà meno inflazione e le economie ricominceranno a crescere su basi diverse. Però questo accadrà in un arco di tempo non brevissimo, e quindi probabilmente, lo stiamo vedendo anche sui mercati, ci saranno degli scrolloni forti, ma poi tutto si... Ecco, appunto, Nino, i riassesta. mercati, le borse, tu sei un grande esperto di borse e mercati, c'è molto, molto allarme, le borse crollano. Qual è la vera reazione delle borse a tutto questo? Guarda, Alessandra, noi giornalisti ovviamente siamo sempre alla ricerca del titolo a effetto, e quindi anche il discorso di ieri, che le borse europee hanno perso 243 miliardi per effetto della caduta delle quotazioni, è un valore assolutamente così iconico, ma senza nessun tipo di realtà vera, perché poi questi 243 miliardi sono persi ieri perché la borsa è scesa, ma già oggi che sono salite, questa perdita è stata in larga misura riassorbita. Dove è importante veramente l'andamento della borsa è su Wall Street, perché mentre noi europei le pensioni e la sanità ce li paga lo Stato, in America, dove lo Stato è a dimensioni molto più ridotte delle nostre, le pensioni e anche per molti versi la sanità viene pagata dai rendimenti di Wall Street, perché i fondi di pensione investono a Wall Street o direttamente o soprattutto attraverso varie società di gestione tipo BlackRock, e quindi più sale la quotazione, quindi più valgono queste quote di fondi comprate dai fondi pensione, e più le pensioni possono essere ricche. E infatti Wall Street storicamente si potrà prendere qualche scrollone, ma poi sale sempre, cioè sul lungo periodo sale sempre, se no se non fosse così le pensioni degli americani entrerebbero in grave difficoltà. Ecco, Nino, con te, a proposito di dazi, e poi chiudiamo questa parentesi, voglio commentare anche le parole di Ursula von der Leyen, che ha detto poco fa: siamo pronti a vendicarci noi europei se Trump alzerà questo muro, e quindi ai dazi di Donald Trump. Ripeto, Madame Lagarde dice: questo è l'inizio della guerra di indipendenza per noi europei, ma dobbiamo davvero aver paura? Tu ce l'hai spiegato anche l'altra volta molto correttamente, di questi dazi dobbiamo avere così terrore, o in realtà poi si sgonfierà tutto, e tutta questa è un po' una montatura di Trump per fare pressing su alcuni nodi cruciali, nodi dolenti? Dobbiamo essere davvero molto preoccupati di questo? Ecco. Ma io non credo affatto, come dicono in tanti,
Trump va preso sul serio, ma quello che dice non va preso alla lettera. Lui sta facendo questo. Va preso sul serio, ma non alla lettera, anche perché ogni giorno ce n'è una con Trump, no? Non ci si annoia mai. Su questo non ci annoia mai, per noi giornalisti è una manna dal cielo, perché ogni giorno ci dà un titolo, è sempre più di effetto, e lui probabilmente lo fa anche per questo, per avere l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale. Dopodiché ora bisogna vedere se sarà una manna per i mercati e per le imprese, anche quelle italiane. Vediamo un po' cosa succederà. Ma guarda Alessandra, lui è lì da 3 mesi, di tutto quello che ha promesso non è che siano successe grandissime cose, nel senso che la prima cosa che aveva detto: appena arrivo faccio fare la pace in Ucraina in un giorno, e non è successo assolutamente niente. Faccio finire la guerra ad Hamas a Gaza, e non è successo niente. Poi minaccia cose, devo dire, un po' surreali, come l'invasione della Groenlandia, ma insomma mi sembra un po' improbabile. Poi aveva detto: ci riapproprieremo del canale di Panama, e i cinesi gli hanno detto: noi non lo vendiamo. Ecco, ma tutto questo Trump perché lo fa, Nino? Per dare ritmo, per dare insomma una marcia, delle bastonate quotidiane all'Europa, alla vecchia UE, o per fortificare ancora di più il nome dell'America? Perché? Lo fa soprattutto per parlare al suo popolo. Adesso in queste ore si stanno votando alcuni piccoli cambiamenti, mi pare un paio di senatori e deputati in Florida, e quindi, come dire, c'è questa mini tornata elettorale. Poi ci sarà quella più importante a mezzo termine, fra 1 anno e mezzo, e lui, come dire, deve tenere molto alta l'attenzione del l'asticella. suo. E poi si parla anche di terzo mandato in questi giorni, no? Quindi il terzo mandato non è soltanto un nodo, un problema, un tema italiano, abbiamo sentito poco tempo fa proprio qui Zaia, il presidente Zaia, ma è anche un tema americano, trumpiano, ci accomuna anche questo. Guarda, è già difficile, se non impossibile, fare il terzo mandato con tutto l'affetto e il rispetto che abbiamo nei confronti di Zaia. È difficile il terzo mandato per Zaia, e il terzo, ma che poi sarebbe anche addirittura il quarto, ed è difficile il terzo mandato per De Luca in Campania. Che sia possibile. Vedremo che cosa succederà, Nino, nulla è scontato, vedremo. No, nulla, per carità, nulla è scontato, però è difficile. Figuriamoci un terzo mandato per il presidente degli Stati Uniti. Cioè, mi sembra una ipotesi, anche questa, appunto, ma per Trump in questo momento sembra nulla impossibile. Vediamo che cosa succederà. Voglio venire con te anche ad un altro tema, e ne parliamo spesso: la Cina. Il vero problema di Trump fondamentalmente è la Cina, lo abbiamo detto tante volte, e c'è questa lunga marcia della Cina che ora insomma fa un po' le fusa, corteggia il Giappone e la Sud Corea, proprio rispondendo alla risposta cinese ai dazi di Trump. Come la vedi la Cina in questo momento? La Cina che sembra voler fare anche lei la pace, vuole voler contribuire ai tasselli, a costruire i tasselli della pace in Ucraina. Ora lo vediamo con l'ambasciatore Stefanini, che tra poco ci raggiunge anche lui telefonicamente. Come la vedi, Nino, la Cina? Ragazzi, la Cina non ha mai fatto una guerra, nel senso che la Cina è talmente grande che al di fuori dei suoi confini, praticamente nella sua storia, praticamente non è mai andata. E adesso la Cina fa affari, non fa guerre. Anche lì discorso Taiwan, sì, va bene,
ne parliamo, cioè se e quando succede ne parliamo. La Cina soprattutto vuole fare affari, vuole commerciare, vuole vendere e comprare, ma non queste spinte egemoniche che le vengono attribuite, ma fino a questo momento non si è visto assolutamente nulla, tranne che appunto tanti discorsi, tante manifestazioni pubbliche, la marina cinese che fa esercitazioni, ma va tutto benissimo, ma dico, ma la gente ne ha in te cosa significa andare a invadere militarmente Taiwan, cioè un massacro, anche perché non è che arrivano come è successo nel 41 a Pearl Harbor, nessuno se ne accorge. Se parte una flotta cinese indirizzata diretta verso Taiwan, ovviamente i satelliti lo vedono dopo un minuto. Un po' complicato, diciamo. Sarebbe un tantino complicato, diciamo, per usare un po' di ironia. Un tantino complicato, cioè non è che poi uno sbarco di successo, ce n'è stato uno solo nella storia, che è stato quello in Normandia, con grandissime difficoltà. Tutti gli altri sbarchi, sì, certo, Garibaldi è sceso al porto con le navi inglesi che lo proteggevano. Allora, Nino, sei stato chiarissimo, come sempre devo chiudere, sono le 16:30, abbiamo toccato i principali temi, vedremo che cosa accadrà domani, vediamo che cosa succederà e ne parleremo prossimamente. Io ti ringrazio, per ora ti saluto, un abbraccio. Un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. A presto. A presto, grazie. Ciao. Grazie, a presto. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Rumore. Va ora in onda Rumore, a te la linea, Alessandra. Grazie cara Sveva dalla regia, sono le 16:32, entriamo nel secondo blocco di questa trasmissione Rumore. E che cosa fa più rumore delle guerre, della guerra in Ucraina e di tutte le parole di Donald Trump, che è il protagonista principale in questi giorni di tutto ciò che sta accadendo. Credo che abbiamo in linea, Sveva me lo confermerai, l'ambasciatore Stefano Stefanini, è così? Sì, lo abbiamo in diretta. Benissimo, ambasciatore, buon pomeriggio, buonasera, ben ritrovato. Mi sente? Io sento benissimo, lei mi sente? La sento, ambasciatore, la sento. Oggi non siamo in video, ma siamo in diretta telefonica. Io la ringrazio per il suo prezioso contributo.
E allora tutti gli occhi, lo dicevo in anticipo all'inizio di questa puntata, sono tutti i riflettori, sono lì a riprendere ciò che farà Donald Trump domani con l'annuncio delle tariffe dei nuovi dazi commerciali. Ma io la voglio portare su un altro campo, non quello commerciale, sulla guerra commerciale, ma purtroppo su quello della guerra vera, reale. Pochi giorni fa, 2 giorni fa per l'esattezza, ambasciatore Stefanini, Donald Trump era molto arrabbiato con Putin, lo ha detto lui stesso, sono molto arrabbiato con Putin e senza un'intesa imporrò dazi anche a Mosca. Volevo subito chiederle che cosa c'è dietro questa arrabbiatura di Donald Trump, perché poi Mosca ha rilanciato dicendo ma non ci crediamo, non ci sono virgolettati. Glielo chiedo anche alla luce di un'intervista che ha fatto un discreto rumore, quella a Dmitry Rogozin, che è il rappresentante dell'agenzia spaziale Rosmokos, che è un uomo di Putin, un uomo del presidente, un vicepresidente, e che ha detto così, noi la pace la vogliamo, ma non vogliamo una finta tregua, non vogliamo un accordo, insomma, per dirla così, un accordicchio, ma vogliamo una pace reale, e Zelensky dovrà in qualche modo togliersi di mezzo, lo ha fatto capire chiaro chiaro, e non dovrà rimanere lì, dovrà comunque non potrà mantenersi al suo posto, perché dovrà poi rendere conto di tutti i soldi che gli sono stati dati. Allora, qual è il problema, ambasciatore? Prima domanda, può saltare davvero questa intesa tra Putin e Trump, e qual è il problema reale? È Zelensky? Allora, le intese possono sempre saltare, specialmente con Trump, che non è nuovo ai cambiamenti di idea e non ha problemi a smentire se stesso. Però questa arrabbiatura, tra virgolette, con Putin ha molto l'aria di una sceneggiata che gli consente di, tant'è vero che da Mosca e dal Cremlino non c'è stata alcuna reazione. Anzi, sono increduli, non ci credono, dicono non esistono virgolettati, noi non ci crediamo, almeno queste sono le dichiarazioni ufficiali. Mosca e il Cremlino hanno risposto per le rime su molto meno in passato. Se hanno fatto finta di ignorare l'arrabbiatura di Trump è perché hanno scelto di ignorarla, e ovviamente staremo a vedere, ma questa arrabbiatura si può interpretare in 2 modi. La prima è che ci sia effettivamente che Trump sia risentito per il fatto di aver trovato nel muro di gomma della diplomazia russa una difficoltà a condurre in porto quella sua iniziativa di pace che doveva produrre la pace, tra virgolette, in Ucraina nel giro di 24 ore. Poi 24 ore sono state ridimensionate, ma comunque vorrei dimostrare di essere in grado di farlo rapidamente. L'altra interpretazione invece è che avendo fatto questa dichiarazione, se vogliamo bellicosa, verbalmente bellicosa nei confronti di Putin, si riservi poi di mettere sotto pressione Zelensky per spingerlo a concessioni che vadano incontro a quello che si vogliono. Ecco, in tutto questo c'è il ruolo della Cina. Tante volte ne abbiamo parlato con lei, ambasciatore. Il vero problema di Trump, ce l'ha spiegato anche lei molto chiaramente, in fondo non è l'Europa, ma la Cina, che pare avvantaggiarsi nella guerra dei dazi in questo momento, corteggiando Giappone e Sud Corea, almeno così sembra. Ecco, la Cina in questo momento si mette in questa tela diplomatica anche, chiedo, per la pace in Ucraina, e dice ma noi siamo favorevolissimi alla pace in Ucraina in fondo e siamo lì pronti a mediare. Qual è il ruolo della Cina? Il vero ruolo della Cina, anche diplomaticamente? Ma la Cina finora sull'Ucraina ha avuto un ruolo diplomatico molto modesto, a parte qualche dichiarazione tutto sommato banale sul far finire la guerra, eccetera. Ha avuto un ruolo pratico importante nel sostegno alla Russia,
sostegno politico alle Nazioni Unite, ma soprattutto sostegno industriale e militare, non con diretti aiuti militari, ma con sostegno economico e industriale alla Russia. La Cina è stata di fatto alleata, per adesso questo lo dicono Xi Jinping e Vladimir Putin hanno definito la loro intesa come un'amicizia senza limiti. Adesso la Cina ha fatto qualche accenno di movimento, ventilando l'idea che potrebbe partecipare a una futura forza di pace in Ucraina, il che diciamo che la Cina vuole essere sicura che un'eventuale intesa fra Russia e Stati Uniti non vada a suo sfavore. Ecco. È difficile, se anche nella mente di Trump e dell'amministrazione Trump c'è quella di staccare la Russia dalla Cina, è un'operazione molto difficile da fare, perché i legami a questo punto sono strutturali e forti, c'è una dipendenza economico-commerciale della Russia dalla Cina. Però diciamo che la Cina, offrendosi come interlocutore anche con l'eventuale presenza di forze militari di pace ovviamente nel centro dell'Europa, batti un colpo sulla tavola per dire ci sono anch'io, e ci sono anche in Europa. Ecco, come dicevamo con lei pochi minuti fa, parlavamo di sceneggiata, no? Quella di Trump, un pochino una montatura, quella di dire sono arrabbiato con Putin. Proprio adesso, alcuni secondi fa, sto leggendo in diretta un'agenzia, guerra Ucraina-Russia, Mosca, proposta degli USA inaccettabili così come sono. C'è stato un attacco russo a una centrale di Kherson, 45.000 senza luce, e dice così il Peskov, il portavoce di Putin: la questione di cui stiamo discutendo, lo leggo, lo commentiamo ora in diretta, in relazione alla regolazione della situazione in Ucraina, sono molto complesse, richiedono molti sforzi aggiuntivi, dice Peskov, col portavoce di Putin, e commentando così le parole con cui Trump ha ventilato la possibilità di dazi secondari sul petrolio russo se non si dovesse raggiungere un accordo e mettere fine alla guerra in Ucraina. Insomma, le condizioni sono inaccettabili. Sembra insomma che ci sia uno scontro su questo, ambasciatore? Ma lo vedremo. Quando Peskov dice ci sono molte altre cose da fare per arrivare a una pace, una tregua in Ucraina, e anche la linea russa che vuole semplicemente continuare la guerra il più a lungo possibile. Cioè, Putin non vuole smettere la guerra adesso, quindi mettere delle condizioni, aggiungerne, prolungare il negoziato permette alla Russia di guadagnare tempo, che è esattamente quello che vuole, di non porre i limiti alla continuazione della guerra. Ho visto un'altra notizia in cui Putin starebbe preparando il reclutamento di altri 160.000 uomini. Diciamo che non è esattamente quello che ci si aspetta da un paese che si stia preparando alla fine della guerra. Il discorso delle sanzioni secondarie sulle esportazioni di petrolio russo sarebbe effettivamente un enorme mezzo di pressione degli Stati Uniti sulla Russia, però cosa significa? Che i paesi che importano petrolio dalla Russia vengono sottoposti alle cosiddette sanzioni secondarie americane, che significa, diciamo, l'aspetto principale è il tagliare gli enti che gestiscono queste transazioni dal circuito dei pagamenti internazionali, tagliarli fuori da tutte le banche americane. Questo però dovrebbe essere applicato da parte americana a due paesi come la Cina
e l'India. Come la Cina e l'India. Ecco, stavo anche leggendo alcune dichiarazioni del ministro della difesa. Prego, ambasciatore, non lo sento. Mi diceva come Cina e India. Sono i due più grandi importatori di petrolio russo, poi ce ne sono anche altri. I due grandi importatori. Stavo leggendo anche che l'amministrazione Trump sia pronta a fare un passo di questo genere, per esempio nei confronti di un paese come l'India, è quantomeno se ne può dubitare, perché significherebbe veramente andare allo scontro con tantissimi altri paesi, in aggiunta allo scontro che ci sarà comunque domani con l'annuncio dei dazi. Vedremo che cosa succederà. Ecco, un ultimo commento con lei, poi chiudiamo questo focus breve oggi. Commentiamo insieme una dichiarazione del ministro, diamo un titolo semplicemente perché sarebbe troppo lungo. Il ministro della difesa Guido Crosetto in audizione davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Dice così il ministro: la sconfitta della Russia non è militare ma politica. Lei è d'accordo, ambasciatore, su questo? Ma sostanzialmente sì, se sconfitta ci sarà, cioè se la Russia non ottiene quello che cerca di ottenere in Ucraina, che è non soltanto il territorio, quella parte di territorio che è già strappato militarmente, ma anche un'Ucraina debole, smilitarizzata e neutralizzata, e un cambio di regime a Kiev. In questo caso, se la Russia non ottiene niente di tutto questo, ed è quello che la cosiddetta coalizione dei volenterosi sta cercando di impedire, la Russia subisce una sconfitta politica. Ecco, e se la Russia subisce una sconfitta politica, se ne avvantaggerebbe Donald Trump, che sarebbe un po' in questo senso il vincitore di questa partita di mediazione della quale lui si è fatto pioniere fin dall'inizio? Bisogna vedere se Donald Trump ottiene dalla Russia la fine delle ostilità senza queste concessioni di cui ho appena parlato, che sono quelle che la Russia chiede, sicuramente è una sconfitta politica per la Russia, come ha detto il ministro Crosetto, e anche un successo della diplomazia di Trump. Se Trump spinge l'Ucraina verso condizioni essenzialmente di resa alle richieste russe, è soprattutto Trump ha ben poco da cantare vittoria. Chiaro? Trump può vantare un successo soltanto se riesce a convincere la Russia a dare all'Ucraina delle condizioni accettabili. Delle condizioni accettabili. E qui torniamo alla mia prima domanda. Il problema fondamentalmente poi è Zelensky, no? Perché le condizioni accettabili sono quelle che poi chiede anche Zelensky, è quello che sta rivendicando in un certo qual modo, con molta difficoltà, Donald Trump in questo momento, mi sembra. Ma Zelensky ha detto mesi fa che è pronto a farsi da parte se questo permette all'Ucraina di ottenere una pace, però alle condizioni accettabili, cioè di non sminuire e svilire insomma tutto il lavoro e soprattutto di non, certo. Quindi Zelensky non è il problema è Putin. Il problema è Putin. No, Zelensky è il problema nella misura in cui Putin non lo vuole, ecco, in questo senso, riallacciandomi a quello che diceva anche il vice ministro di Putin. Zelensky è stato il presidente eletto, per di più anche addirittura guadagnato in popolarità dopo il trattamento che ha subito a Washington, quindi
Zelensky è il problema nella misura in cui l'Ucraina è un problema perché si oppone alle mire espansionistiche russe. Putin vuole liberarsi di Zelensky, ma non tanto per Zelensky persona, perché vuole un'Ucraina che sia politicamente debole. Chiaro, ambasciatore. Grazie, ambasciatore Stefanini, abbiamo terminato il tempo del suo preziosissimo contributo. Le auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo presto, se lei vorrà. Grazie e buon pomeriggio. Grazie, a presto. E adesso chiudiamo questo secondo blocco non con l'arte oggi, non con la politica, ma chiudiamo con una pillola che ho voluto inserire qualche volta in questa trasmissione di buona salute, di sanità e soprattutto una pillola di prevenzione. E credo che abbiamo al telefono, Sveva me lo può confermare, il dottor Stefano Gitto. Sì, lo abbiamo in onda. Ce l'abbiamo, Sveva? Sì, lo abbiamo in onda, in attesa. Dottor Stefano Gitto, del Comitato Coordinatore AISF, Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, ricercatore e medico dell'Università degli Studi di Firenze. Dottor Gitto, è in linea? Buon pomeriggio, grazie mille dell'invito. Grazie a lei. E allora, un italiano su 3 ha la steatosi epatica, cioè il fegato grasso. Questa è la notizia che mi ha molto colpito e anche un po' allarmato, perché gli epatologi sono anche in allarme per questo. Un motivo di questo allarme? Molti italiani affetti da questa steatosi epatica, ripeto, fegato grasso, non lo sanno e quindi continuano il loro percorso di vita a mangiare di tutto, a fare quello che facevano prima. E allora ecco che sapere, informarsi è importante, ma anche la prevenzione è importante. Soprattutto ora ci sono delle tecniche, anche grazie, devo dire, all'intelligenza artificiale, così leggo, per rimediare a questo problema. E poi ci sono i trapianti per cambiare la storia anche della malattia, ma questo è un punto secondario. Allora, questa è una ricerca sulla quale voi avete dissertato molto, avete parlato molto in un recente congresso medico. Ci dica un po' quali sono i dati, se possono allarmarci, e quando noi possiamo accorgerci di avere questo problema. Sì, a volte, appunto, come ho detto prima, non ce ne accorgiamo. Come accorgersene? Sì, la scorsa settimana si è svolto il congresso annuale dell'Associazione Italiana Studio Fegato e certamente la steatosi epatica associata a disfunzione metabolica è stata uno dei temi centrali. La steatosi epatica rappresenta oggi la prima causa di danno epatico cronico e si stima colpisca circa 1/3 della popolazione adulta dell'Europa occidentale, quindi è un problema estremamente diffuso. È una patologia in aumento esponenziale nel corso delle ultime decadi perché segue l'andamento di altre patologie metaboliche quali l'obesità e il diabete mellito e ne è in qualche modo l'espressione epatica. Ora, il punto fondamentale è che una percentuale non trascurabile dei pazienti affetti da steatosi epatica mostra una sua forma progressiva, quindi una steatoepatite, un'epatite da grasso. In particolare si stima che ne sia affetto il 3-5% della popolazione adulta e questi pazienti sono a rischio di evoluzione fibrotica, possono sviluppare cirrosi epatica e in ultima analisi epatocarcinoma, per cui sì, la prevenzione in qualche modo è la chiave di volta per affrontare questa problematica. Ecco, come possiamo accorgerci di avere questo problema? Ovviamente sì, con le analisi, ma ci sono dei campanelli di allarme oppure è un problema che rimane un po' sommerso? E soprattutto possono essere anche vittima, diciamo così, possono avere questa steatosi epatica anche persone che non sono obese, che non sono oversize, anche le persone per esempio magre? Allora, questo è un grande problema in realtà comune a tutte le malattie epatiche croniche, cioè il fatto di non dare sintomi fino alle forme più avanzate della malattia, quindi fino alla cirrosi, ma addirittura anche la cirrosi stessa nelle sue prime fasi, che possono durare anche anni, può non dare segni e sintomi di sé. Pertanto la steatosi epatica non dà sintomi,
sintomi specifici. Quello che occorre intercettare è lo sviluppo appunto di quelle condizioni, quali per esempio il sovrappeso e l'obesità, che ne sono le principali cause. Sì, può essere una malattia che colpisce anche i soggetti normopeso, però nella stragrande maggioranza dei casi da attenzionare sono i soggetti affetti da queste malattie metaboliche. Pertanto quello che si può fare e che si deve fare fin dall'età scolare è quello di tentare di prevenire appunto lo sviluppo di sovrappeso e obesità attraverso una cura assolutamente sistematica degli stili di vita. E in particolare in questo senso dobbiamo intervenire da un punto di vista alimentare certamente e di un sistema che favorisca e sostenga l'attività motoria sportiva. Ecco, il sistema alimentare, quindi l'alimentazione. Che tipo di alimentazione noi dovremmo fare per evitare tutto questo e per goderci anche un po' le nostre eccellenze, quelle culinarie di cui parliamo spesso anche in questa trasmissione, del Made in Italy, cioè cosa veramente dobbiamo mangiare e soprattutto cosa dobbiamo evitare? Ce lo può dire in poche parole, in uno schema diciamo semplice che tutti noi possiamo adottare? Certamente, noi abbiamo diversi modelli di dieta che si sono sviluppati negli ultimi anni, ma attualmente le maggiori evidenze di efficacia, attenzione sia in termini di prevenzione primaria che in termini di cura vera e propria di queste malattie, sicuramente il ruolo preeminente è svolto dalla dieta mediterranea. La dieta mediterranea ha delle caratteristiche, dei pattern molto, molto specifici, ma in parole estremamente semplici è una dieta che predilige il consumo di cereali, di legumi, di frutta e di verdura. È una dieta in cui l'apporto di proteine animali è un apporto presente ma diciamo limitato rispetto ai restanti macronutrienti. È una dieta che deve prevedere un consumo importante di pesce ed è un tipo di alimentazione dove i cosiddetti cibi spazzatura, i cosiddetti junk foods, devono avere un ruolo estremamente marginale. Questi sono cibi estremamente raffinati, sono cibi caratterizzati dall'alto tasso di zuccheri complessi e di grassi e sono cibi che è importante limitare fortemente fin dai primi anni di vita, perché un problema nel problema che noi stiamo registrando anche in Italia è quello dell'obesità infantile e quindi della steatosi e della steatoepatite già nell'età infantile e adolescenziale. Ecco, l'obesità infantile, sì, un problema che sta affliggendo molti, i numeri sono davvero molto allarmanti, vedevo un rapporto di pochi giorni fa. Lei è dottore di ricercatore. Quanto è importante la ricerca oggi nell'approccio a questi disturbi, a queste malattie? Ma la mission dell'Associazione Italiana Studio Fegato è esattamente quella di fare divulgazione, come stiamo facendo, ma anche quella di sostenere la ricerca scientifica, che è importantissima per sviluppare sicuramente nuove strategie diagnostico-terapeutiche. Lei ha parlato di intelligenza artificiale, iniziano ad arrivare a svilupparsi i primi progetti in tal senso, ma anche per lo sviluppo di nuovi farmaci. Ora qui è un punto secondo me di grande interesse, cioè la malattia metabolica è una malattia sistemica. Recentemente è stata modificata la nomenclatura addirittura per sottolineare l'impatto sistemico della steatosi, per cui oggi parliamo di steatosi epatica associata a disfunzione metabolica proprio in tal senso, e quindi può essere complesso intercettare una malattia di questo tipo con un singolo farmaco. Con un enorme sforzo della comunità scientifica, dei ricercatori, delle farmaceutiche, si sta arrivando a qualche risultato in tal senso, ma lo stile di vita, l'alimentazione e l'attività motoria rimangono e rimarranno centrali proprio perché sono in grado di agire su più piani, su più fronti, e quindi di affrontare le varie componenti, di curare le varie componenti di questa disfunzione metabolica. Un cenno sull'attività motoria, se me lo permette. Sì, cenno velocissimamente, in maniera proprio motoria, diciamo proprio veloce e andiamo a chiudere. Che ha un impatto importante, almeno quanto l'alimentazione deve essere sostenuta fin dai primi anni di vita, fin dall'adolescenza, dalla giovinezza. È fondamentale in termini di prevenzione e in termini di impatto non solo e soltanto sul rischio metabolico e cardiometabolico, ma anche su un altro elemento di fondamentale importanza che è la qualità di vita.
Perfetto, allora dobbiamo chiudere, mi dicono dalla regia, 3 messaggi fondamentali sono arrivati. Mangiate bene, cari amiche e amici di Radio Libertà e di Pop Economia e Rumore, mangiate sano, soprattutto mangiate italiano, i cibi giusti al posto e al momento giusto. Ne abbiamo tantissimi qui da noi. Grazie al nostro dottore, il dottore Stefano Gitto, lo ringrazio moltissimo per questi preziosi consigli di buona salute. E io vi auguro un buon pomeriggio e vi do appuntamento a martedì prossimo ore 16, sempre qui Pop Economia e Rumore, Radio Libertà. Ciao, a martedì. Grazie mille. Avete ascoltato Pop Economia. Saldi, saldi. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri